Io parto sempre dalle cose che conosco di più. Le cose che conosco di più chiaramente sono riconducibili alle mie esperienze, sono riconducibili al mio lavoro. Ed è nell'ambito del mio lavoro che molto spesso mi sono reso conto di quanto il sardo sia sottoconsiderato. Me ne rendo conto a scuola. Mi rendo conto a scuola perché vedo la Sardegna sempre al 20° posto tra le regioni geografiche d'Italia. Difficilmente talvolta si riesce nel programma, il benedetto programma, ad arrivare fino alla Sardegna tanto da poterla analizzare a fondo e ti rendi conto di quali torture, di quali effetti ci siano, di quali sconoscenze, la S davanti a conoscenze per capire che proprio non c'è neanche una competenza particolare nel riuscire a descrivere quella che è la nostra regione e quello che noi siamo. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello storico. Quando mi confronto a scuola con quelli che sono i testi ufficiali ti rendi conto di come la Sardegna sia sottoconsiderata, sia messa da parte, non sia assolutamente valorizzata per quello che è stato il ruolo nella storia del Mediterraneo e se volete nella storia d'Italia che non è altro che l'evoluzione della storia di Sardegna, perché altrimenti l'Italia non avrebbe avuto titolo per esistere. Ecco, là già ti noti quanta sottoconsiderazione c'è. Poi passo al calcio e mi rendo conto che anche domenica esordisce Tripaldelli. Tripaldelli, una partita con il Sassuolo, primavera del Sassuolo, subito titolare, ha avuto la fiducia del tecnico nel giro di pochi minuti, perché era arrivato praticamente poche ore prima di poter giocare, cosa che per i nostri invece che magari lo stesso anno, primavera come Tripaldelli un anno fa, invece è molto più delicato, prima di essere titolari ce ne vuole del tempo, in panchina c'era ad esempio Simone Pinna che malgrado l'anno scorso avesse esordito con grande successo per poter rigiocare, probabilmente deve ricominciare tutto da capo. Ecco, questa sottoconsiderazione che esiste del sardo, che molti dicono che è una mia paranoia, che è una mia convinzione, io credo che invece sia un punto di partenza dal quale riflettere. Se noi cominciassimo a comprare sardo, a utilizzare prima di tutto quello che abbiamo e poi piano piano a renderci conto di quello che ci serve, probabilmente riusciremo ad avere un prodotto interno lordo maggiore, perché cominceremo ad acquistare le cose che riusciamo a produrre e fare in modo che queste cose possano entrare nel nostro meccanismo. Qualcuno mi dirà, ma le cose sarde costano di più delle altre. Costano di più finché la produzione è limitata. Costano di più, ma poi alla fine non costano di più. Perché è vero che se io vado al supermarket e trovo un prodotto magari che costa meno, intanto dovrei definire la qualità per capire se effettivamente costa meno, perché è a parità di qualità che posso valutare una cosa di questo tipo. E l'altra cosa che devo valutare è se io compro un prodotto che poi viene utilizzato, o meglio, il cui ricavato viene utilizzato per essere reinvestito dall'altra parte, ho prodotto qualcosa di positivo o ho prodotto qualcosa di negativo per la Sardegna? Forse ho creato anche disoccupazione in questo modo. Riflettiamo.